Signore e signori, Mr. Mario Da Vinci! Ciao a tutti, ancora una volta insieme! Il nostro tormentone è diventato questa presentazione del grande Mario Da Vinci, che ci sta facendo ripercorrere attraverso la sua voce questi momenti che non sono soltanto canzoni, perché mi hanno detto: guarda D'Angio, veramente non è che state facendo ascoltare soltanto le canzoni, ci state facendo immergere in un periodo storico, in un momento anche veramente di cultura, e questo sono contento che hanno capito il senso di questo che è il nostro progetto insieme, vero? Ovviamente noi stiamo ricevendo delle telefonate anche dall'estero, diciamo, in Sì. tutto il mondo, perché siamo su YouTube e poi Facebook, quindi se avete dei parenti, degli amici, Potete segnalarlo, e sì. fatelo vedere questo spettacolo, anzi questi spettacoli che stiamo mandando in onda. Bene, basta soltanto andare a cliccare su YouTube Mario Da Vinci e il cantante Modugno, Villa, oppure la puntata su Totò, la puntata su Carosone e la puntata dei festival. Ormai ne abbiamo fatte abbastanza e ancora tante ne faremo insieme, Mr. Mario Da Vinci. Oggi ci dedichiamo ancora una volta a un'altra puntata sulle figure, sulle facce della nostra città, sulla nostra Napoli, figure ormai scomparse che fanno parte veramente della nostra cultura partenopea. E quindi andiamo su un personaggio, ecco, che viene detto Scapricciatiello. Chi era questo Scapricciatiello? Questa canzone fu lanciata da Aurelio Firro proprio per l'edizione Piedi Grottesca, diciamo, di Bideri. E ritorniamo ancora una volta, io ero ragazzino e lo andai a vedere al Teatro del Popolo in Villa Comunale a Napoli, ecco. dove si fece questa audizione di canzoni di Bideri e Aurelio lanciò questo Scapricciatiello, che poi fece diciamo un viaggio in tutto il mondo con grande successo. Un viaggio incredibile che pensate, amici che ci seguite da casa, fu cantata anche dalla grandissima Anna Magnani in un film dove alla chitarra c'era un altro grande attore americano che era Anthony Quinn. E noi questa Scapricciatiello, appunto, ci piace anche attraverso la voce di Mario ripercorrere queste immagini non tanto conosciute. Ce la ascoltiamo da Mario Da Vinci, ma anche da Anna Magnani e da un tuo caro amico, Nunzio Gallo. Stupendi amici. Ecco, e allora Purtroppo cominciamo. non ci sono più. Scapricciatiello, prego. Vattene a casa, se non vuoi in galera, in da sto mese. Allora che prego, come te la già dicano una cosa, quella non è per te, che è rampesa, che viene a dire che è bella più una rosa. Si poteva che chiagnano una scusa, lasciare sento a me, con una cosa. Tu va bionda sei troppo onesta, che l'entrata per l'uomo non esiste. Allontana da sta maestra che ti pierde figli mamma. Non ho vita che ti rapazza, da ciancere con cento mosse. Tu fa credere e poi ti passa, ti fa perdere la libertà.
mattina mamma rinda a chiesa, prega per te a Madonna in un riposo, pietto per te, non voce mariosa, sino tu vai in galleria a bionde spose, corra da vecchia mamma, cerca le scuse. Tu va bionda si troppo onesta che l'è nata per l'uomo insiste. Allontana da sta maestra che ti perde figli e mamma. Non ho vide che te la passa da cianci a cucina mossa. Tu fa credere poco passa, da fa perdere la libertà. Non vide che te la passa da cianci a cucina nostra. Tu fa credere poco passa, da fa perdere la libertà. Sta briccia di mia, guarda in casa, si non vuoi in galera, dentro sto mese. Eccola qui, Scapricciatiello, bellissima interpretazione. E poi queste immagini sotto di Anna Magnani, io veramente non sapevo, quindi è una scoperta per me. Io facendo queste puntate scopro tante cose, come tante persone da casa che stanno vedendo queste Ma puntate. vedi come volavano le canzoni? Sì. Basta cantare una canzone in un teatro senza televisione. Allora c'era solo la radio che trasmetteva pochissimo ste canzoni napoletane. Vedi, il giro del mondo ha fatto questa canzone. Oggi- Quando il pubblico dice sì, Eh. non si sta niente da fare. Oggi ci sono tanti mezzi di comunicazione E non succede niente. niente. Invece questo si canterà e si canta ancora e si canterà chissà per quanti anni ancora. È vero, è così. Un'altra figura di Napoli, una figura femminile, era una figura di una donna a cui probabilmente appunto si portavano vestiti, camicie da stirare, e lei era appunto la stiratrice. Dacci un po' di notizie su questa canzone, tu, è enciclopedia vivente, Mario Da Vinci. Questa canzone è Sergio Bruni, mi sembra, anche la cantava. Sempre Sergio Bruni, la stiratrice proprio nella Piedigrotta, dove lanciò Carrettiera Napolitano, l'altra canzone che abbiamo cantato prima. Sì. E poi c'era sempre a Terrano il maestro Alfieri con i cadetti di Sergio Bruni. Ecco, un grande. Noi questa canzone la ascoltiamo dalla tua voce, anche se all'inizio la sentiremo dalla voce di Sergio Bruni. A stiratrice. Di Lancella, questa era una canzone di Lancella che io ho avuto come autore e come amministratore delle mie compagnie che facevo in tutta teatrali. Italia. Nello Lancella, autore di Nabrun e tante altre cose. Capiglione che fa stiratrice è più bella una stella che luce. Stira sta stiratrice, giuino perché la non trova pace, ogni giorno da presentiamo e te croce, c'è l'iritta mille volte che ti piace, toma con pizza a riso, porta a mano e qui una camisa, e le ha scusa per ci parlare, tiene sempre roba a stirare. Che lei bella perciò ti piace, non ti importa se è stiratrice. Che lei come
una cosa dolce che sta bocca fa zuccherare. Che facesse papà felice, che facesse papà innamorare. Come papà ci fa conoscere piano piano da pupazza. E dalla ralla e dalla ma non c'è spunto. Ci vino con cadena stucchi brillante. Le pregate come può pregano sante. Ma stanine sempre stessi indifferenti. Le promesse più bella cosa, giurare una veste sposa, che l'ancora da fare ma perché pure assegnare. Che lei è bella perciò ti piace, non ti importa se è sfiratrice. Che lei è come una cosa dolce, che sta bocca fa zuccherare. Che facesse papà felice, che facesse papà innamorare. Come papà ci fa conoscere piano piano da pupazza. Che facesse papà felice, che facesse papà innamorare. Come papà ci fa conoscere piano piano tra pupazza. Senti Mario, io in questo momento spero che la tua gentile Ci consorte... sei ragazzine che dici ma che cos'è? Oh pappice Bravo, 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 mi leggi nel pensiero. Pappice Bravo. fa canu. Un pappice che suoni avevano un queste pappice parole? che vagano, sì, onomatopeici, come un po' la lingua, il napoletano è un po' come la lingua inglese, no? Diventa molto facilmente musicale. No, io volevo farti una domanda e spero che la tua gentile signora in questo momento sia distratta da altre cose. No, perché volevo chiederti, queste figure femminili degli anni 50 a Napoli erano delle donne bellissime, no? Erano veramente, avevano un fascino particolare. Noi abbiamo in altre puntate ritratte in Anninella, a Siratrice, a Luciana, dopo sentiremo dopo. Non per niente lo spettacolo l'abbiamo intitolato proprio Le 1000 facce di Napoli, perché Napoli ogni vicolo ha 100 facce, 1000 facce. E queste donne bellissime. Senti, a proposito poi di quegli anni, adesso stiamo andando un po' più indietro perché andiamo nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, e dove c'è questa canzone che è una canzone famosissima, parlo di Tamburriata Nera. E anche qua le 1000 facce di Napoli, questa situazione dove appunto gli americani... Questa era una canzone storica, insomma, diciamo, certo, proprio che nacque bene. nel 42, 43, 44, sì, insomma, da Nicolardi e a Mario. Esatto, in piena Seconda Guerra Mondiale. E questa canzone che tutti conoscete, tutti conosciamo benissimo, la sentiamo interpretata da Mario Da Vinci, ma in compagnia un bel terzetto, perché ci sarà Claudio Villa all'inizio e Peppe Barra alla fine. E io quindi, saluto affettuosamente a Peppe. Altrettanto che Claudio ci ascolta da lassù. Sicuramente Peppe Barra lo salutiamo, ovviamente, uno che questa canzone la conosce bene. È stato mio ospite quando ho fatto 50 anni con la canzone al San Nazzaro, con grande amore artista. Lui venne e disse delle frasi meravigliose all'indirizzo mio. Ciao Peppe, auguri. Un grande Peppe Barra, un grande personaggio. Allora, Tamburriata Nera, interpretata da un romano, Claudio Villa, poi da un grande napoletano come Mario Da Vinci e poi Peppe Barra. Prego, regia. Ma che il gas è vero
Cire, a mamma chiama Cire, sì signore chiama Cire. Se gira il voto se vota gira se. Che tuo chiama Cizzondone, che tuo chiama Peppo Cire, chi lo fa tenere nire come che. O contane con mare, chi sta a fare, sti fatti non so rare, se ne contano a migliaia. E vado basta su, non ha guardato, e la femmina è restata sotto a botte impressionata. Se ne ha guardata se ne impressiona se. La trovando moglie è stata che ha cogliuto buono tiro, chi lo fa nire come che. Ha detto parolare, e beh parlammo, perché si ragionammo, chi sto fatto ci spiegam. A dove pastino grano cresce, riesce o non riesce, sempre è grano che lo cresce. Me, la mamma me, dillo pure a me, che tuo chiama Cizzondone, che tuo chiama Peppo Cire, chi lo nire come che. Me, la mamma me, dillo pure a me. Che tuo chiama Cizzondone, che tuo chiama Peppo Cire, chi lo nire come che. E signorine, capricine, fanno hamburger marrucchine, marrucchine se vottino l'ange, signorine che panciano. American Express, la motor che va che press, se no me Napoli si mette in mano a rovolo, e allora mi sto troppo, e allora mi sto troppo, e questi fatti mame, e allora mi sto troppo. American Express, la motor che va che press, se no me Napoli si mette in mano a rovolo, e allora mi sto troppo, e allora mi sto troppo, e questi fatti mame, e allora mi sto troppo. American Express, la motor che va che press, se no me Napoli si mette in mano a rovolo. Bravissimo. Ma se non erro, dietro Non alle erri, spalle non c'è erri. James Senese, o C'è no? James Che io anche saluto affettuosamente. Enzo Gragnaniello Enzo che lo accompagnava Gragnaniello. con la chitarra. Sì, siamo andati a beccare uno spettacolo in Rai. Vi salutiamo perché sono delle persone stupende che io voglio bene da molti anni. Lo so. Bene, e quindi ci è piaciuto andare a ripercorrere questa Tamuriata Nera da Claudio Villa attraverso la tua voce e poi a Peppe Barra. Mentre adesso andiamo ancora su un'altra figura napoletana molto popolana. Anche qua mi devi spiegare chi è Aluciana. Questa Da Santa Luciana Lucia. ne fecero una grandissima sceneggiata negli anni 50 e fu lanciata sempre da Sergio Bruni. Sempre lui. A Luciana in una piedigrotta di Giuseppe Cioffi e figlio Luigi. Sì, però tu adesso mi stai dicendo la parte musicale. Io voglio sapere la parola Aluciana. Chi è? Aluciana perché è una ragazza che nasce a Santa Lucia e viene chiamata Aluciana. Aluciana che Questo. passa e spassa. Anche qua ci sono delle parole che io consiglio al pubblico, se non le conosce, di sentire ed ascoltare attentamente, perché ci sono delle terminologie bellissime. Qua c'è un aneddoto. Vai. Che quando Sergio Bruni cantò questa canzone, ovviamente, e magari la radio o la televisione in quell'epoca doveva trasmettere la canzone, vietarono la parola va su Scialderus e appartenesse. Certo. Perché Ma sta Luciana che passa e spassa porta ancora un Scialderus. E poi c'era la canzone, c'era un vaso in coppa appartenesse. Invece loro vollero che gli autori cambiassero, però c'era un vaso in coppa
Charlie Russo, Coppa Charlie Russo finale, era questa la parola. Però erano maliziosi questi, perché magari, voglio dire, uno... Ma quella patronessa, è quella dei capelli. Poi lascia allora che si veniva il capello, che facevano i capelli, fuori i vasci, altra figura. Cioè, ma patronessa, è un pettine. Infatti, la censura erano veramente loro che erano loro molto dicevano maliziosi. che era sottinteso, lo so, quasi però. Coppa. Vabbè, ma non a leggere queste cose proprio. Vabbè, noi facciamo una cosa, ce l'ascoltiamo senza censura, quindi tranquillamente. Adesso si può fare tutto. Si vedono quelle cose in televisione, figurati questo. nelle pellicole cinematografiche. E c'era anche un film a Luciana, sì, noi siamo andati a prendere questa parte del film e poi dopo ascoltiamo ovviamente A Luciana cantata da Mario Da Vinci. Eccola qui, A Luciana. Porta ancora pattenessa, sta Luciana quando passa, non ti faccio ragionare, e vota incontro per Santa Lucia, e camarette d'indo cuore mio, si pensa da fermare, si cerca di parlare, che la ma guarda storta e ma già sta. A sta Luciana che passa e spassa e scialle russa, per una settimana ma faticasse, qua per mosse e per ricesse. Io non mi cerco niente, ma la devo permessa, per un mese in coppa per tenessa. M'hanno ritto patenzista, m'hanno ritto frate tosto, che non sia che capi in testa, c'è sta poca pazzia, ma che ci posso fare che poi mi piace. Voglio pazzia con fuoco e si mi coce, ma coce e caccia fa, ma sanno rassegnare. Io senza che non posso campare. A sta Luciana che passa e spassa e scialle russa, pattenessa, per una settimana ma faticasse, qua per mosse e per ricesse. Io non mi cerco niente, ma la devo permessa, per un mese in coppa pattenessa. Per un vaso in coppa, per un vaso in coppa, per un vaso in coppa, per tenessa. Eccolo qua il film La Luciana. Ma lui chiedeva poco, basta dargli un bacio sulla pettenessa. Ma secondo me la censura aveva ragione. Poi, oltre al film si fece una grande sceneggiata, in quell'epoca il capocomico era Giosuè Ippolito, zio di Leonardo e tanti fratelli a Napoli. Certo, e ovviamente poi io debuttai all'inizio degli anni 60 con uno spettacolo di Giosuè Ippolito, e io stavo fuori programma con Mirna Doris, eravamo all'inizio degli anni 61 se non erro, e quindi facemmo una sceneggiata chiamata Nanninella Esposito, e il primo attore era Alberto Amato, prima attrice Virginia De Brescia, che io saluto affettuosamente. Benissimo. In quel periodo il signor Mario Da Vinci, che voglio dire, per carità, ma ancora oggi, come potete ben constatare, è un bell'uomo aitante e bello pimpante, ma voglio dire, all'epoca della sceneggiata era un bell'uomo Mario Da Vinci, no? Aiutante sì, ma aitante. Come dicevo aitante che li casino.
No, ma era un bell'uomo e quindi si poteva permettere il lusso anche... Ma ero, lo sono. No, lo sei Tu non ancora, però capire. dai. Una volta dici che sono bello, una volta così, Lo tu sei devi capire ancora, che però sono. vuoi mettere 30 anni fa... Ma è chiaro, è logico. Quando ti potevi mettere... 30 anni fa hai saputo 30 kg a terra, ora hai 600, figurati. Quando ti potevi permettere di cantare questa canzone che era Oh Belle. Oh, Vedi tutto Scippacori e tutti i quartieri inserrati e basci. Bene. E questa era una canzone che io lanciai nel 73 al festival. Non si fece più il festival, Ecco. ma si fece questa manifestazione alla Rai 1 al Mediterraneo, dove presentavano in Taranto e c'era anche in sala Gino Lollobrigida e tanti altri personaggi, insomma. E tu cantasti con l'orchestra? Con l'orchestra diretta dal maestro Mario Festa, autore di Lusingame e tanti successi. Mi dirigeva lui per l'anno ed il brano era suo, di Raimondo Dura e di Salerni. E tutto questo uno sempre dice vabbè, ma noi lo vogliamo vedere, e noi lo vediamo. Guarda, e poi dopo... Mediterraneo di Napoli. Sì, e guardati, e poi dopo ce la sentiamo. Eccolo, Mario Da Vinci. Questo era un amatore che fece questo filmato. Sì, è un filmato, è amatoriale, vedete. Scippacare tutte quartiere serrati masce. Gira da larga sta passando bella, l'affascinante uscicca la città, porta maglietta, scherrio bastoncello, parano affidando di me fa. È bella, è bella, è bella, è una vera rarità, sette bellizio belle o bellille di mamma, e guaglione questo giovane so pazzo, fanno a gara chi sa l'attacca varrà. C'è sta una brunatella che è gelosa come me, la ritta tu si qua, ma io so più va bene, perciò non faccio senza quando vira che va là, se non vuoi all'ospedale io ti mando a maracà. Sette bellezze con una rasatella, a ritta piccere non d'allargare, se non fornisce che mi sposa quella, e a te a mare pote faccia fa. È bella, è bella, è bella, è una vera rarità, sette bellezze belle o bellille di mamma, e guaglione questo giovane so pazzo, hanno a gara chi se l'attacca varrà. C'è sta una brunatella che è gelosa come me, la ritta tu si qua, ma io so più qua bene, perciò non faccio senza quando vira che là, se non vuoi all'ospedale io ti mando a maracà. E guaglione questo giovane so pazzo, vanno a gara chi se l'attacca varrà. C'è sta una brunatella che è gelosa come me, la ritta tu si qua, ma io so più qua bene, perciò non faccio senza quando dirà che là, se non vuoi all'ospedale io ti mando a maracà.
bellissimo questo finale, fantastico. Ecco, le immagini, come hai detto tu, era veramente un'immagine amatoriale, sono state riprese in una maniera amatoriale queste... di un amico mio che purtroppo non c'è più, Allangusi. Bellissimo. Poi il Teatro Mediterraneo. Lui era un grande cultore della musica e della canzone e venne a riprendermi in teatro. Bellissimo, bellissimo, immagini bellissime, questo teatro fantastico, il Teatro Mediterraneo, che purtroppo, e sottolineiamo il purtroppo, non può essere usato il palco inagibile. Grande orchestra, 50-60 persone di orchestra, Mario Festa a direzione, bellissimo. Diceva autore di Lusingami e tantissime canzoni, Luna Marinara, insomma tantissime canzoni. Tantissime canzoni che ancora canteremo in altre puntate. Noi abbiamo chiuso in bellezza con O Belle e quindi possiamo salutare il pubblico da casa, da parte mia e ovviamente da parte di Mario Da Vinci. Prego Mario. Oh bello, salute e se ne va. Ci vediamo la prossima volta, non vi preoccupate. Va.